parlare della strada di congiunzione che vorremmo fare di una pista ciclopedonale che vorremmo proporre all'amministrazione comunale per raggiungere in totale sicurezza il polo natatorio, cosa che così come stanno le cose non avviene. E mi presento, io sono Adriano Mantoan, sono il responsabile provinciale per la sicurezza di Fratelli d'Italia. Con me ci sono il consigliere di Fratelli d'Italia Mattia Moretto e due dirigenti di partito, il dottor Matteo Silvestri e Claudio Guareccio. Saranno loro che hanno studiato tutta la pratica che si sono dati da fare da diverso tempo a questa parte ad illustrare la situazione. Sì, dico due parole io. Allora, buongiorno a tutti. Questa mattina ho fatto protocollare un'interrogazione indirizzata al signor Sindaco, all'assessore Favaretto e agli uffici di lavori pubblici, nella quale per l'appunto noi come Fratelli d'Italia, quindi coadiuvati dal dottore Adriano Mantovan, dall'amico e ex candidato in Consiglio Comunale nonché dirigente dei Fratelli d'Italia Matteo Silvestri e altrettanto da Claudio Boreggio, abbiamo voluto portare sul banco della giunta del signor Sindaco e anche spero del Consiglio Comunale quella che è una proposta che interessa penso tutta la cittadinanza. Da sempre, da anni, si parla di serie criticità nel poter raggiungere la piscina, quindi il polo natatorio, passando quel cavalcavia a piedi o in bicicletta. Quindi da sempre si parlava di trovare soluzioni alternative per poter raggiungere appunto il sito, tant'è che si vociferava, penso però fosse più un sogno e pura utopia che altro, di addirittura fare un sottopassaggio sotto il cavalcavia, ma penso che sia follia. Allora noi siamo andati a fare, sì, poi costerebbe non so quanti quattrini, poi siamo andati a fare anche attraverso la campagna elettorale, quindi abbiamo avuto modo di incontrare diverse persone e quindi abbiamo deciso di portare avanti questo primo passo, un'idea. L'idea è quella, tra l'altro leggevo qualche giorno fa, che viene portata avanti anche dal quartiere della Tassina stesso e riguarda per l'appunto un collegamento che possa partire da via Vittorio Veneto, quindi una pista ciclopedonale che parte da via Vittorio Veneto e arrivi al polo natatorio diciamo per dietro. Potrebbe essere quella una soluzione assolutamente indovinata, perché andrebbe a rispondere in maniera importante a quella che è un'esigenza ormai sollecitata da tutti. Andrebbe a riqualificare anche un'area che sarebbe l'area del Bosco Valdentro, un'area importante, quindi sarebbe una pista ciclabile immersa nel verde e quindi un punto a favore, e soprattutto dal momento che l'area è un'area demaniale ma già in carico al consorzio di bonifica Adige Pola, poi manutenzione in carico al comune per mezzo di ASM, l'area in questione dista poche decine di metri da quella che è la pista ciclabile che passa per via Forlanini, quindi in un'ottica di creazioni di piste ciclabili che possano andare a collegare tutto il territorio comunale, diciamo che si capisce fin d'ora come potrebbe essere importante l'opera in questione. Abbiamo avuto modo, e qui lascio magari la parola ai miei due colleghi Matteo Silvestri e Fabio Moreggio, di parlare anche in maniera informale e interlocutoria con il consorzio di bonifica, che ci ha dato delle risposte a quelle che sono state le nostre domande in merito alla fattibilità dell'opera in questione. Quindi magari se volete dire due parole, ben venga. Io faccio un breve intervento, nel senso che io voglio portare l'attenzione sul fatto che Fratelli d'Italia non è il primo intervento che fa, vuole essere proprio partecipe e vuole continuamente essere propositiva nei confronti sia dell'amministrazione, quindi non vuole andare a criticare, vuole dare proposte effettive in mano all'amministrazione comunale che possono essere eseguite anche senza un esoso dispendio di soldini da parte poi dei cittadini, e poi anche vicino anche proprio ai nostri elettori e alla cittadinanza tutta. Non è il primo caso, la prima proposta che facciamo, perché se torniamo indietro altre proposte che abbiamo fatto sono state anche quelle aiutami Adriano,
senza i test di sicurezza, In effetti dove portavamo l'amministrazione- all'attenzione, abbiamo portato anche in consiglio comunale con una specifica interrogazione sul dissesto stradale, quindi l'applicazione del regolamento comunale per risolvere i problemi proprio Una pista ciclopedonale su Mar di Mago. di Mago. Quindi il nostro obiettivo come Fratelli d'Italia è essere presenti sul territorio, dare soluzioni concrete e non essere esclusivamente critici. Passo la parola invece E siamo assolutamente soddisfatti quando capita che facciamo degli interventi come per via Caraltafimi e dopo 10-15 giorni vediamo che l'amministrazione comunale, recependo questo nostro modo di fare propositivo, stanzia, come è successo, stanzia degli importi che sono stati 130.000 euro per la precisione per sistemare quella strada che da tempo nessuno guardava. Sì, ecco, io hanno già detto loro così un po' l'introduzione di quello, magari entro un po' più nel dettaglio tecnico sullo specifico, così si riesce a capire anche di che cosa stiamo parlando. Allora, io tra l'altro abito anche lì in zona, abito alla Spianata, quindi è anche molto vicina alla zona in questione. E qualche anno fa ormai, perché adesso un po' meno, le immersioni, ma qualche anno fa magari facevo qualche passeggiata, qualche camminata e mi trovavo spesso andare su lì per via Vittorio Veneto e arrivare lì allo scolo Val Dentro e scolo Ramo Storto in gestione dal consorzio, gestiti dal consorzio di bonifica. E appunto mi sono detto, poi diversi anni fa è stato fatto anche una camminata parallela lì allo scolo in questione, al Val Dentro, e è stato messo un cartello con l'indicazione del bosco Val Dentro. Cioè, di bosco non è che abbia poi tanto, comunque diciamo che è un pezzo di verde che uno magari lo percorre in tutta tranquillità e anche insomma, non essendo sorpassato da veicoli o da ciclomotori o da biciclette, quindi per quanto riguarda la sicurezza stradale sarebbe l'ideale. E mi dicevo, ma perché non si riesce anche magari attraverso un'amministrazione comunale che prenda accordi o faccia una convenzione con il consorzio di bonifica, visto che l'area in questione sono 820 metri di lunghezza e attualmente è mantenuta dalla SM, quindi già il comune impegna una certa somma per sistemare l'area. E lì si potrebbe fare in tutta sicurezza, perché visto che era un problema che tra l'altro anche io personalmente avevo portato anche come programma eventualmente futuro con la lista Fratelli d'Italia quando ci siamo candidati, questa diciamo ciclopedonale, questa pista ciclopedonale da poter che praticamente prosegua in modo parallelo al canale e in tutta sicurezza si potesse raggiungere la piscina, visto che era un problema sentito da parecchie persone, insomma, della cittadinanza, anzi la maggior parte, almeno di quelli che frequentano la piscina, visto la difficoltà di arrivare in bicicletta o a piedi da Viale Portapo, che è l'unico accesso consentito. Ecco, di conseguenza, assieme anche al coordinatore Bartolomeo Amidei, con l'amico Matteo, che siamo andati al consorzio di bonifica, abbiamo già preparato tutte le basi, visto che siamo anche in prossimità del Natale, ci siamo sentiti di fare un regalo all'amministrazione e alla cittadinanza tutta, mettendo sul piatto praticamente un progetto già definito. Assieme all'ingegnere veronese prima abbiamo buttato giù una specie di capitolato con un po' il lavoro di massima che potrebbe essere fatto e anche tra l'altro un costo con l'asfalto, con l'asfaltatura di questa pista ciclabile. E abbiamo parlato poi, abbiamo avuto questo incontro con l'ingegner Mantovani, che è il direttore
del consorzio di bonifica, ed il presidente stesso, che è Mauro Visentin, e ci hanno detto appunto che l'area è demaniale, totalmente demaniale, c'è una distanza da rispettare per consentire ai mezzi tecnici di fare la pulizia arginale del canale, che erano 4 metri, che siano diventati anche 6, comunque lì lo spazio c'è perché l'area demaniale è arriva ben oltre i 6 metri, e addirittura in certi punti si potrebbe anche fare uno slalom attraverso le piante. Ci sono alcune piante lì e sarebbe anche un po' più così folcloristico, caratteristico passare proprio in mezzo a questo bosco, e consentirebbe appunto da via Vittorio Veneto, da dove c'è questo, praticamente lì arriva già una ciclabile sulla rotatoria di via del Lavoro, via Vittorio Veneto e la Bretella Gentili, che parte dagli orti comunitari che sono stati fatti un po' dal comune, e potrebbe essere raggiungibile sia quindi da via Forlanini, dove c'è lo spazio e la distanza per poter accedere, si prende questa già pista ciclabile in essere, e sono un centinaio di metri neanche da mettere in sicurezza, che da questa rotatoria fino all'inizio della pista, Questa nuova ipotetica pista ciclabile che abbiamo pensato di fare, oltre alla possibilità di raggiungerla da via Vittorio Veneto, dal ponte dei frati Cappuccini, dove già lì passa la ciclabile dello scolo del canale Adigetto. Quindi abbiamo pensato questo, sperando di fare cosa gradita sia all'amministrazione, appunto anche per il rapporto di collaborazione, e perché vogliamo essere propositivi. Tra l'altro io avendo già fatto per diversi anni anche l'amministratore comunale, mi sento, ma soprattutto anche per dare la possibilità diciamo ai nostri concittadini di raggiungere in tutta tranquillità un polo che potrebbe un domani avere anche altri impieghi, perché quella lì passa tra l'altro proprio a fianco del campo di baseball, che lì potrebbe essere tutta una struttura, insomma, tra piscina, campo di baseball, poi c'è lì la zona della Tassina col campo di calcio, anche se non comunale, ma lì è privata perché è proprietà della parrocchia, ma potrebbe nascere un polo, diciamo, un polo verde attrezzato sportivamente, e un domani potrebbe essere molto interessante per Rovigo. Ecco, questo è quanto. Poi ultimamente ho visto che qualcuno sta facendo articoli, sta dando notizie anche, cioè, a dire la verità, io già qualche anno che ci pensavo, in primavera appunto volevamo anche metterlo nel nostro, nei punti che volevamo raccontare anche per la campagna elettorale, e adesso qualcuno, probabilmente avendo letto già l'articolo o essendo venuto, perché poi Radio Scarpa gira molto più velocemente di altre notizie, e sembra che l'idea insomma sia intanto positiva e che stia prendendo anche piede, visto che qualcuno ce la sta già copiando, dicendo che hanno già presentato il progetto all'Igea Favaretto. Io vorrei vedere questo progetto. No, ma va bene, ma tutte queste cose vanno bene, l'importante è che vengano fatte come facciamo noi, con lo stesso identico spirito, che è uno spirito propositivo per limitare il pericolo e aumentare la sicurezza delle persone. Ecco, vorrei solo aggiungere a quello che ha detto Claudio, credo che sia stato molto esaustivo, il fatto che noi nel consorzio di sviluppo abbiamo trovato nella dirigenza personale nel consorzio bonifica, abbiamo trovato una grandissima collaborazione, nel senso che siamo andati là convinti di andare un po' a disturbare la normale attività delle persone, invece loro si sono immediatamente dichiarati disponibilissimi, ci hanno spiegato assolutamente tutto e si sono dichiarati a disposizione allo stesso modo che l'hanno fatto con noi, anche con l'amministrazione o con chi dovesse interpellarli. Quindi di questo siamo stati estremamente soddisfatti e volevo precisare. Sì, infatti sono disponibile a fare una convenzione col comune anche per un tot di anni che potrebbe essere eventuali soluzioni.
sono quelle soluzioni che sono l'uovo di colombo, che si trovano spendendo poco e che si possono utilizzare per risolvere subito i problemi. Esattamente. Grazie. Nulla, allora questa è un po' la proposta che speriamo che il signor Sindaco e la Giunta possa valutare positivamente. Tutto sommato il fatto che altre persone, magari anche appartenenti a movimenti politici diversi, possano appoggiare questa idea ci fa solo che piacere, il che significa che non è una proposta giustamente come deve essere di parte o che appartiene a colori politici ben determinati, ma vuol dire che è un qualche cosa sentito da tutta la cittadinanza e mi pare che sia assolutamente questo il caso. E penso che ci sia più nulla da dire, quindi anche se mancano, mi permetto, anche se mancano 2 giorni, visto che siamo in diretta, vorrei fare un augurio di buon Natale a tutti quanti quelli che guarderanno poi questo video. Compreso l'augurio del senatore Bartolomeo Amidei, che mi ha detto